Con l'approvazione del decreto aiuti al Senato diventa norma anche la possibilità di mettere un freno agli affitti selvaggi a Venezia. Tra le misure contenute nel provvedimento è specificato che il comune potrà individuare con particolare riguardo al centro storico e alle isole i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve. L'obiettivo è limitare il dilagare dei posti letto a disposizione dei turisti, favorire gli affitti di lunga durata e preservare la residenzialità nel centro storico, tutelando il patrimonio storico, artistico e sociale della città. La misura, proposta nelle scorse settimane dal deputato veneziano Pellicani, è condivisa anche dal sindaco. L'emendamento, aveva detto alcuni giorni fa, vede la città apripista nella sperimentazione di provvedimenti innovativi in tema di gestione dei flussi turistici. Il comune ora avrà la responsabilità di redigere un regolamento che vada a dettare delle nuove linee per gestire il fenomeno delle affittanze e favorire invece quelle per la residenzialità, ha concluso Brugnaro, così da facilitare coloro che decidono di stabilirsi in città per lunghi periodi.